linea verde in Polesine, sorvoliamo la provincia di Rovigo e il nostro viaggio sopra il Polesine parte da qui, dall'idrovora di Ca Vendramin. L'idrovora di Ca Vendramin risale alla fine dell'Ottocento e si può dire che da un certo punto di vista tutto è cominciato da qui, o meglio è ricominciato da qui, perché la bonifica di queste zone è cominciata molti secoli fa, è cominciata addirittura con gli Etruschi, con i Romani, ha continuato nel 1500 con i Ferraresi, con i Veneziani, ma alla fine dell'Ottocento con la macchina a vapore le idrovore hanno cominciato a fare sul serio e davvero questo territorio è stato strappato alle acque del Po, alle acque del Mare Adriatico. Stiamo volando verso est-sud-est, quindi verso il mare, e qui ci si rende conto anche di come è fatto questo territorio, di come è fatto il Polesine. Schematizzando, possiamo dire che è fatto a righe verticali. All'inizio, verso est, evidentemente il Mare Adriatico. Poi, subito dopo il mare, ci sono delle lingue di sabbia che dividono in pratica il mare dalle lagune. E questo è un posto particolarissimo, è il faro di Pila. Qui siamo all'estremo est. Qui siamo praticamente alla foce del Po della Pila, il parco del delta del Po della regione Veneto. In pratica si può dire che ha una pianta a zampa di gallina, nel senso che protegge tutte queste diramazioni del Po, estremamente complicate, diverse tra loro, che creano appunto le lagune, che creano le valli da pesca, che creano questo ambiente molto molto particolare, il Polesine. E forse per capire meglio il Polesine, oltre che l'elicottero che ci permette di vederlo dall'alto, ci può venire anche in aiuto la letteratura. Sentite questa definizione del Polesine. Il Polesine, chiuso fra l'Adige e il Po. Il Polesine fu costruito e distrutto 100 volte dalla furia e dalla calma dei fiumi e dalla pazienza degli uomini. E la sua storia è vaga come la sua mobile forma. Carlo Levi, 1951. Sì, la mobile forma del Polesine, continuamente modificata dalla natura, dall'acqua, dal Po e dall'uomo. Ecco là un volo di fenicotteri rosa, stanno scappando, ma non abbiate paura, siamo anche noi un passerottone meccanico, ciop ciop, venite qua, che meraviglia, il Polesine, il delta del Po, il parco del delta del Po. Ecco un esempio di valle da pesca, qui si vedono gli argini costruiti dall'uomo per contornare queste zone. Qui l'acqua entra ed esce quando vuole l'uomo, è l'uomo che determina il livello dell'acqua. Qui sono zone di allevamento di pesce di mare ovviamente, perché è un'acqua salmastra, e qui si allevano orate e branzini. Qui dovremmo essere a Panarella di Papozze, dove su un'isoletta del Po, tra il 1946 e il 1955, un intellettuale, un professore, Luigi Salvini, ha condotto un esperimento provocatorio. Ha fondato la Tamisiana Repubblica di Bosgattia. Era uno stato indipendente che batteva moneta. Per arrivare sull'isola dovevi farti fare una specie di passaporto, te lo faceva direttamente il professore, dovevi superare delle prove, per esempio dovevi catturare un pesce gatto per arrivare su quest'isoletta, e naturalmente batteva anche moneta e tutto quanto. La Repubblica di Bosgattia è bella, ci sta. Eccola là, un'altra risorsa del territorio, il turismo. Sì, questa è una zona vocata all'agricoltura, all'allevamento del pesce, all'industria. Ci sono diverse industrie, famosa è quella delle giostre, ma fondamentalmente lo sviluppo va verso il turismo, e in questo senso il parco del Delta, il parco del Veneto è una risorsa fondamentale.